in collaborazione con Per il momento siamo in viaggio, ma vi stiamo portando in una località meravigliosa, Liguria, Porto Venere, il Golfo dei Poeti, davvero incantevole e indimenticabile. Dal mare Ligure all'Appennino romagnolo andremo lungo la vallata del Santerno a Fontanelice per fare il punto sulle albicocche, anche con alcuni consigli tecnici. E non è finita qui, perché in tema ambientale esperienze di economia circolare nell'agroalimentare, organizzato dall'Associazione Dottori in Scienze Agrarie degli Alimenti ed Ambientali di Bologna. Si parlerà di produzione animali, di vitivinicoltura, ma anche esperienze nelle erbe officinali. È un'annata siccitosa questa, sono mesi che non si vede una goccia d'acqua, questo crea non pochi problemi all'agricoltura, ma soprattutto c'è il cuneo salino, ovvero quel fenomeno per cui l'acqua del mare entra nelle canali, entra nei fiumi, quindi in questo caso nel Po, e compromette anche l'irrigazione, perché comunque l'acqua salata potrebbe danneggiare enormemente le colture irrigate. Parleremo di questo, parleremo di un problema che è molto grave quest'anno, sono 70 anni che non avvenivano episodi di questo tipo, un convegno ed esperti se ne sono occupati e vedremo che cosa si può fare per risolvere questo problema. Ancora qualche piccola curva e poi siamo in arrivo. Davide alla guida e io intanto guardo in giro, perché stiamo per arrivare a Porto Venere, il Golfo dei Poeti. Eccolo, ve lo raccontiamo. Fondato probabilmente già dai Liguri, disteso sull'estremità del Golfo dei Poeti, in Liguria, Porto Venere è un borgo di pescatori che incanta per le sue acque, le sue case colorate ad arco sul mare, i saliscendi che raccontano la sua storia antica, ma anche un intenso presente. Secondo quanto si racconta, il nome deriva da un tempio dedicato alla dea Venere Ericina, che si trovava esattamente nel luogo dove oggi sorge la chiesa di San Pietro. La dea, secondo la tradizione, nacque dalla spuma del mare proprio sotto il promontorio. Al borgo si entra dalla porta d'ingresso, dove si incontra l'antica torre costruita intorno al 1161. Varcare la soglia significa immergersi in stradine, vicoli, scalinate che portano al mare, scorci davvero magici. Il castello Doria, su un'altura rocciosa, realizzato dai genovesi intorno al 1500, la chiesa di San Pietro a picco sul mare, quasi come una fortezza, torri e mura antiche che risalgono al 1198, realizzata sui resti di un antico tempio pagano. L'ingresso della chiesa si trova sul fianco sinistro, mentre il campanile è a pianta quadrata con fasce nere e bianche. Dalla chiesa di San Pietro si raggiunge la collegiata di San Lorenzo. Proprio sotto la chiesa, in fondo alla scogliera, ecco la grotta Arpaia, conosciuta come la grotta di Byron, l'artista inglese che in questo luogo traeva ispirazione e meditazione per le sue opere letterarie. Secondo quanto si narra, Byron nuotò per circa 8 chilometri per raggiungere il poeta Shelley, che soggiornava nella vicina cittadina di Lerici. Visitare quest'antico borgo significa scoprire uno degli angoli più belli della Liguria, assieme al Parco delle Cinque Terre, all'arcipelago di isole Palmaria, Tino, Tinetto. Il comune di Porto Venere è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il territorio circostante è parco naturale e area marina protetta. A Porto Venere si gusta pesce fresco appena pescato, piatti a base di polpo, oppure orate e branzini che qui vengono allevate, o i famosi mitili, molluschi tipici di questa zona, cozze e muscoli.
Per degustare i piatti tipici di Portovenere, tanti i luoghi della tradizione. Qui si fa il pesto tipico in vetrina, basilico, aglio, pinoli e olio ligure. Ma nel Carruggio di Portovenere è il Portivene, antico nome del borgo, che offre pesce cucinato con una leggerezza unica, colorato di verdure e salse leggere, dolci da chef pasticcere, per concludere con cantucci fragranti abbinati al tipico ciacchetrà. Il vino degli Angeli Matti delle Cinque Terre, un passito di limitatissima produzione che si ottiene dalle uve Bosco, Vermentino e Albarola, scelte e lasciate per lungo tempo ad appassire sui graticci in inverno, coltivate sui terrazzamenti che incarnano l'agricoltura tipica di queste terre liguri. Portovenere dedica a Lord Byron anche un importante premio letterario, partecipatissimo, che ha visto riunirsi nella sala del municipio autori giunti da tutto il mondo, dalla Scandinavia alla Sicilia, attraverso l'Italia intera. Da ognuno di loro un grazie per aver scoperto un luogo così meraviglioso. Oggi mi trovo nell'azienda Donatini Filippo, sita a Fontanelice, un comune della Valle del Santerno. Qui l'albicocco è un'eccellenza dell'agroalimentare. L'albicocco qui viene bene in questi ambienti per la vocazionalità dell'ambiente. Il connubio tra caratteristiche pedologiche del terreno e il clima, l'esposizione luminosa fanno sì che i frutti abbiano delle caratteristiche di eccellenza, colore dell'epidermide, consistenza della polpa e profumo. Qui vedete dei frutti di una colorazione perfetta, vedete? Questa colorazione, questa varietà è l'Orange Rubis, ha una epidermide color arancio che in questi territori così vocati è ancora più accentuata e ha questo blush della facciata diciamo che vede di più il sole e la luce. E voi non lo sentite, ma ha una profumazione eccellente. La qualità è enorme in questi territori così vocati. In questa azienda faccio un rimando, abbiamo fatto qualche tempo fa una pillola tecnica dove abbiamo parlato di impronta al carbonio, di controllo della CO2 e di quel metodo che è l'Ecomethod, che ci certifica questo processo. Siamo proprio in una di quelle aziende che ha seguito il progetto con Ortolani Cofri, quindi con grande orgoglio abbiamo qui il certificato Ecomethod che ci attesta il risparmio di CO2 emesso in atmosfera. E proprio in questo certificato si può notare il risparmio. In questo caso è stata seguita un razionale controllo della nutrizione fogliare e abbiamo raggiunto più del 50% di risparmio di CO2. Siamo molto orgogliosi di questo risultato. L'azienda agricola ci ha seguito perfettamente. Oggi ci troviamo le piante in uno stato equilibrato a livello fogliare, una foglia verde e una pezzatura assolutamente dignitosa. Siamo molto contenti. Le qualità organolettiche sono elevate, sono state testate e il grado Brix è elevato. Siamo molto soddisfatti di questo risultato. L'azienda sta raccogliendo proprio oggi, inizierà a raccogliere questa varietà, per cui chiediamo a Filippo come si sta trovando nella raccolta di questa albicocca. Sì, finalmente dopo 2 anni di mancato raccolto causa gelate tardive siamo orgogliosi e entusiasti di raccogliere quest'anno con una piena produzione. E anche grazie a questo progetto insieme a Ortolani Cofri abbiamo notato una bella pozzatura e una bella foglia sulla pianta.
E la frutticoltura è piena protagonista anche della Fiera Agricola del Santerno, 10ª edizione a Imola, che ha chiamato a raccolta le aziende produttrici del territorio, le associazioni agricole, l'enogastronomia, ma anche la zootecnia, dagli animali più piccoli da cortile a quelli più grandi degli allevamenti. È tutto per incontrare consumatori, famiglie, ma anche bambini. Vi racconteremo tutto in una delle prossime puntate, ma un'anticipazione, perché non è solo festa, ma è anche riflessione. Ad esempio un incontro su PNR e transizione energetica voluto da Terra Viva, Confagricoltura Bologna e CIA Imola. L'obiettivo appunto di questa sera è quello di informare i nostri associati che c'è appunto la possibilità, oggi vede appunto con l'attuazione del decreto che è stato emanato il 25 marzo scorso, attraverso delle linee guida che parlano appunto del fotovoltaico, quindi è una possibilità in concreto di poter fare reddito e alternativo, e vede che dall'inizio dell'anno le nostre aziende agricole hanno dovuto subire, e tutti noi purtroppo, un aumento esagerato del caro bollette. Questo deve essere sicuramente un'alternativa da tenere presente, anche perché ci tengo a sottolineare che l'Italia è l'8ª potenza mondiale e non è più accettabile che noi dipendiamo in maniera totale da altri paesi per quanto riguarda il piano energetico. C'è l'opportunità, c'è l'esigenza e per integrare anche un po' il reddito delle nostre aziende, quindi noi lavoriamo e lavoreremo in questo senso, e anche sul fotovoltaico, sui laghetti. Si possono fare anche impianti per circa da 20 kW con un laghetto di una dimensione non troppo esagerata, diciamo un 40x40, si riesce a fare un impianto fotovoltaico che produca 20 kW di potenza, diciamo, energetica. Sul discorso di quello che possiamo fare in agricoltura attraverso il PNRR prestiamo molta attenzione a tutti questi che sono i bandi e cerchiamo di andare a spiegare agli agricoltori quello che sarà possibile fare, sperando di portarli sulla strada giusta, perché molti di questi bandi sono in itinere, cioè sono in una situazione che vanno dai nostri governanti alla comunità europea, all'interlocuzione che si conclude, e vediamo come verranno recepiti fino al punto di trovarci nuovamente e cercarli di comprendere. Sul biometano abbiamo grosse aspettative perché è una fonte programmabile, così come speriamo di poter ricontinuare a parlare anche di biogas molto breve. Oggi l'attenzione viene portata fondamentalmente sui parchi agrisolari. Agrovoltaico è praticamente questo sistema ibrido in cui abbiamo l'impianto fotovoltaico montato sopra frutteto elevato da terra e comunque con una monitorizzazione di quello che sono le condizioni della cultura sottostante. Oggi gli obiettivi sono ambiziosissimi, carbon farming, ma parliamo di Repower EU che ci dovrebbe andare a traghettare con un abbattimento del 55% già al 2030 e poi arrivare alla decarbonizzazione entro il 2050. Oggi comunque siamo ancora molto indietro e se andiamo avanti di questo passo ne parliamo nel 2100, quindi io non ne parlo neanche. Sì, sul fotovoltaico, sull'eolico, sul biogas possono dire qualcosa gli agricoltori nella misura giusta, però mi sembra che ci siano ancora molti vincoli, molta burocrazia. Io credo che fare agricoltore sia uno dei lavori, mestieri più difficili del mondo. Cioè, onestamente uno deve sapere talmente tante cose, qualunque cosa faccia, che faccia allevamento, che faccia agricoltura intensiva o meno, deve sapere talmente tante di quelle cose tecniche, chimiche, organiche, deve sapere cose amministrative, sapersi districare con l'amministrazione per incassare i contributi. Insomma, è un lavoro di una difficoltà che si è fatto molto complesso. Il tema della produttività è un argomento enorme, interessantissimo. Oggi nel mondo si scontrano un po' queste due grandi visioni, quella americana e quella europea, perché per l'Europa produttività è un termine che sta dietro la sostenibilità, per l'America la produttività sta davanti alla sostenibilità. Allora vedremo chi ha ragione, non lo sappiamo, non lo sa nessuno oggi, non c'è dubbio che la sostenibilità sia un grande argomento. Pensiamo che l'agricoltura, oltre a produrre cibo, possa produrre energia sostenibile. Allora i bandi PNRR, se arriveranno a scaricare a terra quell'enorme quantità di denaro
che prevedono, se le istituzioni locali, i comuni, le regioni ci consentiranno di fare quegli impianti che diciamo, a livello di programmazione generale sono previsti, allora anche l'agricoltura potrà rappresentare quel contributo importante di sostenibilità in termini di energie rinnovabili e di messa a disposizione di quelli che sono gli scarti della propria lavorazione, i tetti nei propri centri aziendali, i terreni se non sono quelli fertili ma sono quelli vicini alle aree industriali o alle infrastrutture stradali, tali per cui l'Italia potrà raggiungere un pezzettino in più di autonomia energetica rispetto alla situazione in cui si trova. Termina qui il nostro collegamento dalla Fiera Agricola del Santerno, ma torneremo anche la prossima settimana. A questo punto una piccola pausa, poi con i frutti della terra continua.